La data non c'è ancora, ma l'incarico sarà affidato la prossima settimana. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte di Adam Mohamed Abdelmoeti Ibrahim Seddiq, il bambino di 2 anni di origine egiziana morto martedì nell'ambulanza che dall'ospedale di Rovigo lo stava portando d'urgenza a Padova. Era arrivato a Rovigo proprio martedì con i genitori che vivono in provincia di Parma per un intervento definito di routine, il riposizionamento dei tendini del braccio destro, procedura già eseguita in Egitto quando il piccolo aveva 6 mesi. L'intervento non aveva avuto successo, per questo, giunti in Italia, i genitori si erano rivolti all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo. Poco dopo l'inizio dell'operazione, il disperato trasporto del bambino, che sarebbe già stato in arresto cardiaco all'ospedale di Padova, cui Adam sarebbe arrivato già senza vita. Una tragedia per la famiglia che adesso chiede di conoscere la verità. I genitori, seguiti dai legali Stefano Zoia e Cristina Gulisano, hanno presentato denunce ai carabinieri di Padova. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta. Fondamentale l'esito dell'autopsia per dare una risposta alle angosciose domande dei genitori che avevano accompagnato in ospedale un bambino che rideva e giocava e adesso non possono più abbracciarlo. A loro si è stretta la comunità egiziana che sta fornendo supporto. Anche l'ULSS 5 Polesana ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia.